Empedocle marcia a ricordo delle vittime innocenti di mafia, a Realmonte la reliquia del beato Livatino. Il mondo sembra aver dimenticato la pandemia mentre si impegna ad aiutare il popolo ucraino. Il vuoto che allarma la Chiesa, mancano 8.000 parroci, molti sacerdoti devono guidare 2 o 3 parrocchie quando va bene, quando va male anche 15. La nazionale italiana si gioca la qualificazione ai mondiali Qatar 2022, oggi primo incontro a Palermo, campionato di eccellenza, l'Acragas pareggia con il Canicattì. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Questa è la settimana della legalità dedicata alla memoria e all'impegno contro le mafie. Le scuole hanno organizzato una manifestazione per ricordare le vittime innocenti non solo di mafia ma anche della guerra in Ucraina. Andiamo a Porto Empedocle con Francesco Milano. Terza giornata della settimana dedicata alla legalità organizzata dall'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello. Come è organizzata la giornata di oggi? La giornata di oggi è organizzata con una manifestazione nel pieno di una guerra che sta segnando atrocemente la storia dell'umanità e anche in ricorrenza dei 30 anni dalla strage di Capaci e di Via D'Amelio. La nostra scuola ha ritenuto di dare il proprio contributo organizzando questa manifestazione di piazza. C'è stato prima un corteo e adesso siamo radunati qui davanti la torre di Carlo V per far sentire la nostra vicinanza alle vittime innocenti delle mafie, del terrorismo e del dovere, essendosi appena conclusa la giornata appunto dedicata alla memoria e all'impegno. La nostra scuola quindi è qui per far sentire la vicinanza a tutte le vittime, per dar voce a tutti coloro che voce non hanno, per far sentire che essa oggi e sempre sarà una palestra di democrazia e di giustizia. Oggi è una scuola ucraina, oggi è una scuola che ricorda le vittime innocenti delle mafie, del terrorismo, tutte le persone che hanno subito dei soprusi, delle persone che hanno perso la propria vita in nome di un ideale che è quello appunto della giustizia e della legalità. Gli alunni stanno rispondendo con entusiasmo alle varie iniziative organizzate in questi giorni? Gli alunni stanno rispondendo con entusiasmo, ma anche i docenti devo dire, perché ci sarà un breve recital interpretato da alcuni docenti e dalla stessa dirigente. Anche io mi sono prestata all'interpretazione di un piccolo testo proprio in ricordo della scorta. Non dimentichiamo che le vittime innocenti, oltre a Falcone e Borsellino, emblematicamente rappresentano, come sappiamo, questo tripudio dato alla giustizia con le loro vite, ma anche tutte le persone che accanto a loro e non solo accanto a loro, accanto a tanti giudici, carabinieri o anche persone innocenti. Oggi per esempio ci sarà la testimonianza della dottoressa Gebbia che ricorderà il fratello tragicamente colpito per errore da un proiettile, e quindi noi oggi siamo qua per loro con grande determinazione. I ragazzi stanno rispondendo entrando pienamente nel cuore di questo messaggio di pace e di giustizia. La lotta alle mafie è un tema sempre attuale e che ha visto in questi giorni anche la partecipazione delle nuove generazioni. L'amministrazione comunale si ritiene soddisfatta del risultato ottenuto? Assolutamente sì, io voglio ringraziare la nostra dirigente scolastica, la preside Gangarossa, per questa bellissima organizzazione, una settimana di eventi e incontri che hanno permesso ai nostri ragazzi di entrare effettivamente dentro il vivo del tema. Oggi questa marcia è stata molto sentita anche dai bimbi più piccoli che hanno partecipato in silenzio e in modo molto composto. Dobbiamo puntare alla legalità e bisogna partire proprio dalla scuola per le nuove generazioni, perché questi saranno i cittadini di domani. Bisogna formarli al rispetto, alla pace e soprattutto alla responsabilità. Quando crede sia importante sensibilizzare i giovani fin da piccoli a temi come la legalità e il contrasto ad ogni forma di criminalità? È molto importante sensibilizzare le nuove generazioni ad avere soprattutto rispetto della propria vita,
visto che in questi anni, diciamo, il valore principale, quello della famiglia, si stia sgretolando, e quindi è giusto educare questi ragazzi alla legalità. In 35 anni di attività che lei ha svolto nelle scuole, come ha notato che è cambiata la percezione dei giovani nei confronti dei temi come la legalità e la lotta ad ogni forma di criminalità e alle mafie? Adesso si ha il coraggio di alzare la testa e dire no. Ho notato questo. Prima c'era uno stato omertoso, adesso i ragazzi reagiscono. Il pellegrinaggio della reliquia del Beato Rosario Livatino ha fatto tappa a Realmonte. Si tratta della camicia che il giudice indossava il 21 settembre 1990, giorno in cui è stato assassinato dalla stidra sulla strada statale 640 Caltanissetta, Agrigento. Vediamo. Tra tanti fedeli e bambini con la bandierina in mano ha fatto ingresso nella giornata di ieri in piazza Umberto I a Realmonte la reliquia del beato giudice Rosario Livatino, portata da Don Gero Manganello, che ne è il custode, e consegnata nelle mani di Don Fabio Majorana, parroco della chiesa di San Domenico a Realmonte. La peregrinazio reliquia ha fatto tappa nella città della Scala dei Turchi, a Conda dal primo cittadino Sabrina Lattuca, dal presidente del Consiglio Comunale Felice Vaccaro, dai componenti della Giunta Comunale e dall'intera comunità realmontina in festa. Letture, canti, testimonianze, riflessioni e pensieri sulla vita dell'integerrimo operato del giudice beato si sono susseguiti con il contributo di numerosi alunni dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. Sì, siamo partiti il 21 settembre dello scorso anno con l'intenzione di girare tutti i paesi della diocesi di Agrigento e siamo quasi a metà dell'itinerario. Ovunque la reliquia è arrivata è stato un momento di grazia. Il Vescovo l'ha voluta proprio perché il 9 maggio, in occasione della beatificazione, non tutte le comunità sono riuscite ad arrivare a causa della pandemia, e allora ci è stato chiesto di accompagnare la reliquia a visitare le comunità. E per vivere anche un momento di evangelizzazione, vista la situazione che stiamo vivendo adesso, sia della pandemia sia della guerra, e anche di speranza da dare alle comunità cristiane. Siamo commossi ed emozionati. Abbiamo accolto la reliquia del Beato Rosario Livatino e sarà in pellegrinaggio oggi e domani al comune di Realmonte. Abbiamo organizzato delle attività composite, il tema sarà giustizia e pace si baceranno. Interessate sono la parrocchia, la scuola, le associazioni, il volontariato, perché pensiamo che in un momento così drammatico, dove la guerra fa ogni giorno delle vittime, dei bambini, la reliquia possa essere un inno di pace, perché rappresenta la giustizia, un uomo, un magistrato integerrimo che si è speso e ha dato la sua vita per il bene, per la giustizia. E non poteva essere diversamente, perché avere la reliquia di Livatino significa fornire ai ragazzi testimonianza viva e tangibile di quello che significa offrire la propria vita quotidiana, senza grandi situazioni, senza grandi gesti, ma facendo il proprio lavoro quotidianamente con sacrificio, dedizione, ma soprattutto onestà e coerenza. Ai bambini dall'esempio del Beato Livatino. Il messaggio è molto forte, è molto grande. Nella scuola si parla tanto di educazione civica, di rispetto delle regole, di legalità, ma quale segno migliore avere tra di noi la reliquia del giudice Rosario Livatino, quale segno migliore per indicare ai bambini qual è la strada da seguire, non per essere martiri, ma per essere persone veramente coerenti con la propria fede e col proprio lavoro, nel rispetto di tutti. È una grande gioia avere in mezzo a noi questa reliquia che possa portare speranza e pace in questo tempo particolare.
Un uomo di 36 anni, Giuseppe Castello di Vittoria, è morto investito da un'automobile pirata lungo la strada statale 115. Il conducente non ha prestato soccorso e ha proseguito la corsa. Castello è morto sul colpo. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale di Ragusa, che ha raccolto alcuni elementi utili per l'identificazione dell'auto. Sull'asfalto infatti sono rimasti alcuni frammenti e si visioneranno le immagini registrate dalle telecamere lungo il tragitto. Il conducente della macchina è ricercato per omissione di soccorso ed omicidio stradale. Nella storia dell'umanità un legame molto forte e complesso tra epidemie e guerra, ma adesso sembra che la guerra in Ucraina abbia fatto dimenticare il Covid. Eugenio Cairone. Per fortuna lo hanno pensato in molti. Il Covid è scomparso dalle prime pagine ed è così da un mese, dall'inizio della guerra. Sì, il Covid infatti è scomparso dalle prime pagine dei giornali perché è prioritario parlare di altri numeri e raccontare altre storie legate agli eventi mostruosi che si trascinano da un mese e che di fatto ci costringono però a vivere tra due fuochi, guerra e Covid, un'altra odiosa guerra. Il maledetto virus scomparso dalle prime pagine purtroppo continua a farsi largo e quello che la gente non riesce a comprendere è la facilità con la quale ci si sta avviando alla scadenza del 31 marzo, data in cui per decreto l'emergenza viene considerata conclusa, mentre ieri in Sicilia c'è stata la proroga dei contratti che riguardano tutti coloro che sono stati assunti per far fronte proprio all'emergenza. Qualcuno parla di mossa elettorale e forse non si è lontani dal vero e il governo regionale dovrà dimostrare il contrario con una risposta che sappia tranquillizzare tutti, ovvero lasciare le strutture aperte utilizzando lo stesso personale a suo tempo assunto e considerando l'emergenza non conclusa, anzi ritenendo opportuno dar vita ad una nuova campagna vaccinale, visti i numeri. In molti sono scesi in campo per aiutare l'Ucraina. Una di queste realtà è la Chiesa Cristiana Evangelica Pentecoste di Porto Empedocle. I pastori Brigida e Vito Giardina hanno inviato un appello. Chi volesse contribuire con donazioni di beni di qualsiasi genere può portarli in via Napoli 4345 a Porto Empedocle. Ed è appena atterrato a Palermo Giovanni Bruno, uno dei 33 italiani rimasti bloccati in Ucraina. Il siciliano originario di Pozzallo, con la moglie e la figlia di appena 2 anni, viveva in Ucraina. Vediamo. Finalmente, sì. Non ce la facevamo più, meno male. Siamo arrivati, ci sentiamo molto rilassati ora finalmente. Appena abbiamo preso l'aereo era tutta un'altra cosa, completamente. Come avete vissuto queste settimane? Brutto, sempre, c'è stata sempre la paura di sarebbe potuto succedere la qualsiasi cosa da un momento all'altro. Per fortuna eravamo abbastanza lontani dai bombardamenti, però non abbiamo dormito la notte. Dormivamo vestiti con la paura e dovevamo scappare il prima possibile. Poi un lungo viaggio fino alla frontiera, anche quello è stato difficile. Sì, abbiamo fatto prima 6 ore da Kherson a Odessa e là eravamo spaventatissimi. Non si sapeva mai cosa poteva succedere. Posti di blocco, si creavano le code, era bruttissimo. Poi meno male c'era un amico mio, Artur, mi ha fatto alloggiare a casa sua a Odessa e grazie a Giada Droger di Agi mi hanno contattato Simone Zazzera. Ho detto io ho bisogno di un passaggio alla frontiera, sto cercando il taxi. No, ti accompagno io. E mi ha accompagnato fino alla frontiera di Palanco, 1 ora e mezza di strada. E poi da là è iniziato ad essere tutto in discesa. Da lì abbiamo preso l'autobus per andare in Romania, a Hush. E un mio grande amico rumeno mi ha preso là alla frontiera rumeno-moldava e ci siamo andati a Bucarest a casa sua e oggi siamo partiti. C'è stato un momento in cui pensavi di non farcela? Sì, ce ne sono stati tanti di quei momenti.
tantissime, soprattutto il primo posto di blocco che ho visto ho detto non ci faranno passare, invece siamo andati tutti tranquilli, è stato bellissimo. Lo Stato italiano ti è stato vicino? Lo Stato, comunque i tuoi concittadini, hai sentito la vicinanza degli I miei concittadini sì, tantissimo, la Farnesina abbiamo aspettato, ma abbiamo visto che non c'erano risultati e siccome ho avuto un problema a piede, quando sono andato in clinica il dottore ha detto ti devi operare perché ho una vita che stavo uscendo. E ha detto devi andare da Odessa e ti devo operare, e mia moglie ci siamo messi a ridere, dici ma come ci andiamo ad Odessa? Dici no, non ti preoccupare, c'è un ragazzo che va a Odessa domani che deve prendere un altro dottore. E allora mia moglie poi ha preso tutte le informazioni, qual era la strada da fare e tutto, e con mio suocero siamo andati direttamente a Odessa. È stata una fortuna perché ora nessuno può uscire da là, è impossibile adesso uscire di là. Quando sei atterrato adesso finalmente a Palermo, sei arrivato in Sicilia, che cosa hai provato? Finalmente siamo a casa, è grande, ancora non sono nemmeno convinto, però ora sì, sto iniziando a capirlo che siamo qui, è tutta un'altra cosa, sì, siamo salvi, mi dispiace per tutti quelli che sono rimasti là, ho avvisato più persone possibile, però non c'era lo spazio e non tutti volevano andare via. Ci sono ancora tanti italiani? Sì, ci sono tanti italiani che mi contattano in continuazione, che contattano la Farnesina in continuazione, però per ora non c'è via per ora, la situazione a Kherson è peggiorata. My husband and my daughter in safe, but my another half is there. My parents, my friends, my relatives, my grandparents. I'm not calm and I'm not fully happy, let's say like this. Yeah. Avete avuto paura? Sì, ma siamo a casa e it's bombing, you know, and you hear all this. The person whom I know, he died under the rocket bombing because his pregnant wife was in basement and he went out to bring her some food and he was just unlucky. And after it all finished, his mom was picking up pieces on the street and it happened in person. There is videos and there is a lot of information about that. It's disaster. I would never imagine that at 2022 you can have these kind of problems, you know. Or diplomatic skills are gone. I don't understand. A lot of sorrow, a lot of broken lives of people, kids, men, women with the kids are running away to save something. It's disaster. It's a disaster, and I'm just praying to God all this to finish very fast. Sono arrivati in Polonia gli autobus partiti dal Palamoncada di Porto Empedocle, ma anche quello partito da Montevago. Erano carichi di beni di prima necessità e torneranno con i profughi messi in salvo. Arturo Cantella. Un cuore per l'Ucraina, un carico di farmaci partito da Montevago è stato consegnato al confine con la Polonia. I farmaci servono all'ospedale di Samme. L'iniziativa è voluta dalla Fondazione Cuore Aperto di Giovanni Ruvolo. I volontari dell'associazione a Cuore Aperto sono arrivati adesso a Tomasov, a 10 km circa dal confine con l'Ucraina, e abbiamo lasciato tutte le medicine che avevamo precedentemente caricato a Napoli, grazie all'aiuto del sindaco che con documenti diplomatici permetterà il passaggio della frontiera, e quindi speriamo che questi medicinali possano arrivare al di là della frontiera polacca con l'Ucraina, dove una dottoressa ha preso autonomamente un pulmino e li porterà a sua volta nella regione di Sumi, confine ucraino con la Russia. Fino ad oggi per questo punto di riferimento hanno passato più o meno 20.000 persone. Il nostro lavoro è il primo lavoro che raccoglie la gente,
dare aiuto, guardare cosa hanno bisogno, dare da mangiare, dare da dormire, proprio tutto quello che serve, anche la cosa medicinale, e dopo trovare il posto dove possono andare per vivere ancora. È proprio, sono sulla frontiera, quindi ho delle cose che devo fare per forza. Io sono stato prima. Quello è il nostro dovere. Volevo ringraziare il signor Sindaco e Mario Paluchi che ci hanno aiutato. Prego. Perché senza Mario questa avventura non sarebbe stata realizzata. Siamo contenti di aver aiutato, di stare aiutando gli ucraini grazie al signor Sindaco e a Mario e alla sua famiglia che sono stati con noi gentilissimi e ci hanno ospitato moltissimo. Grazie. Thank you very much. È arrivata a Dorusk, ai confini con l'Ucraina, il pullman organizzato dalla Fondazione Moncada in collaborazione con la Toline Cuffaro di Raffadali, che hanno portato beni e viveri di prima necessità, raccolti tra i tanti volontari che hanno contribuito fattivamente a tale opera di beneficenza. L'iniziativa ha visto anche la collaborazione della squadra della Fortitudo con i suoi giocatori che hanno sensibilizzato il pubblico durante le gare a fare le proprie donazioni. I beni sono stati consegnati, come vediamo dalle immagini inviatici dall'Ucraina da Marco Gallo, in una struttura adibita a riceverli con tanti bambini festosi e gioiosi. Il viaggio al momento di ritorno sta proseguendo con circa 50 passeggeri ucraini che verranno in Sicilia e saranno ospitati presso delle strutture private e altre messe a disposizione dallo stesso Moncada. L'arrivo è previsto per domani a Porto Empedocle nella mattinata. Ce l'abbiamo fatta, siamo in Ucraina e stiamo caricando i cartoni. Abbiamo superato tutta la frontiera, tutti i confini, le persone stanno arrivando, quindi il tempo che noi scarichiamo e loro salgono qui, quindi dai, ce l'abbiamo fatta. Okay. Visto che ci hanno fatto delle richieste di beni di prima necessità, cioè pannolini, fazzoletti, roba per lavare, quindi detersivi, dentifrici, abbiamo preparato questi invece di darli al fronte li daremo direttamente a loro e li aiutiamo. Li riportiamo. Ora facciamo dei ghiacci. Dai. Il resto lo portiamo poi più tardi al fronte, così come era previsto, però abbiamo visto con gli occhi questi bambini, queste famiglie, queste donne che hanno realmente bisogno e noi, da buoni siciliani, glielo lasciamo. О, Кажа, молодец. Давай кулачок, вот так. Questo è quello che potevamo. Sì, grazie. Molto gentile. Qui come puoi vedere c'è l'offerta. Sì, sempre. Direi che le immagini parlano da solo. Vabbè. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Niente, ciao a tutti. Moni, si ritorna, si continua questo viaggio. Immagini forti. A Sciacca da oltre una settimana non vi è più traccia di Carmelo Saccone, 60 anni, dipendente comunale. L'uomo dimora da solo, non avrebbe parenti in città e a denunciare la scomparsa è stata la polizia municipale dopo una settimana di assenza dal posto di lavoro. Le ricerche al momento non hanno sortito alcun esito, non si esclude che Carmelo Saccone abbia raggiunto altre località. Visita ufficiale del presidente della regione Nello Musumeci nell'Agrigentino, accompagnato dall'assessore alle autonomie locali Marco Zambuto, è stato a Caltabellotta e al cantiere di Borgo Bonsignore a Ribera. Vediamo. La visita del presidente Musumeci è un suo sopralluogo effettuato a Borgo Bonsignore, a Ribera, accompagnato dall'assessore alle autonomie locali Zambuto. Il governatore ha visitato il cantiere dell'Agrigentino, dove sono al momento in corso i lavori di recupero e di riqualificazione
del villaggio rurale inaugurato nel 1940 e realizzato dall'Ente Nazionale per la Colonizzazione del Latifondo. Ad accogliere il governatore Musumeci è stato il sindaco Matteo Ruvolo, una rappresentanza del Consiglio Comunale, il sovrintendente ai beni culturali di Agrigento Michele Benfari, l'impresa e le maestranze che stanno curando i lavori. Gli interventi finanziati dalla Regione con oltre 2 milioni di euro consentiranno il ripristino dell'impianto originario, prevedendo anche la realizzazione di uno spazio culturale in cui sarà raccontata attraverso antichi filmati dell'Istituto Luce e fotografie di epoca la storia e la vita del Borgo Bonsignore, che deve il suo nome alla memoria di Antonio Bonsignore, capitano dei Carabinieri di Agrigento, caduto nel combattente nel 1936 a Gador durante la campagna in Africa. Tra le tappe del tour in provincia di Agrigento, Musumeci è arrivato anche a Caltabellotta, con una visita ufficiale il presidente della regione. Ad accogliere il governatore, accompagnato dall'assessore alle autonomie locali Zambuto, è stato il sindaco Calogero Cattano, il presidente del consiglio comunale Rino Granillo. Musumeci si è poi intrattenuto nei locali della biblioteca anche con gli assessori e i consiglieri, esortandoli a superare l'atavica rassegnazione e trovare la forza per lavorare alla ripresa, puntando sul patrimonio di cui la cittadina già dispone, come l'arte, il paesaggio, l'enogastronomia, le tradizioni popolari. Nel corso della visita il Presidente della Regione si è recato anche nella Basilica dell'Assunta e ha voluto effettuare un sopralluogo all'eremo di San Pellegrino, nella zona in cui sono in corso i lavori di consolidamento del costone roccioso, finanziato dalla struttura contro il dissesto idrogeologico che fa capo allo stesso Musumeci. Ok dall'ARS alle assunzioni di non vedenti nei centri della Regione. C'è il servizio. Approvata ieri dall'unanimità dei presenti all'ARS la modifica alla precedente legge per l'accesso al lavoro dei non vedenti. L'Assemblea regionale, modificando la legge regionale numero 60 del 7 maggio del 1976, ha rilanciato le assunzioni nei centralini della regione dei soggetti non vedenti. Presente all'esame in aula il presidente del Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Gaetano Renzo Minincleri, che ha espresso grande soddisfazione per la decisione dell'ARS. Il 2 marzo del 1957 l'Assemblea regionale siciliana approvò una legge che rivoluzionò il mondo dei non vedenti. Era la legge numero 21 che stabiliva l'obbligatorietà di tutte le aziende pubbliche e private e degli enti regionali di collocare dei centralinisti non vedenti. Una legge che fu che anticipò quella che poi divenne la legge nazionale nell'agosto dello stesso anno. Durante tutti questi decenni molti centralinisti hanno trovato collocamento e molti hanno potuto anche riavere una dignità con il lavoro. Sono passati 60 anni e purtroppo l'evoluzione dei tempi ha fatto sì che molti centralini si perdessero attraverso il VoIP. Ebbene, l'Assemblea regionale siciliana, con questa legge, l'approvazione del disegno di legge 991, ha stabilito che ovunque vi è un VoIP vi deve essere un centralinista. Ciò permetterà di nuovo a tanti giovani non vedenti e disoccupati di trovare un posto di lavoro. Permetterà nuovamente ai non vedenti di vivere dignitosamente. E noi non possiamo fare altro che dire grazie a questa classe politica che veramente in brevissimo tempo ha approvato questa legge. E ancora una volta questa legge è stata approvata prima di quella nazionale, che non sappiamo quando sarà approvata. Grazie. La messa è finita, la chiesa siciliana è senza preti. I dettagli nel servizio.
Una chiesa quella che si prospetta in un futuro neppure troppo lontano, apparentemente senza preti. I dati della Conferenza Episcopale fotografano infatti l'attuale situazione nell'isola della Sicilia, dove ci sono 8 seminaristi ogni 100 sacerdoti diocesani, 18 ogni 500.000 abitanti, un trend in linea con il resto d'Italia che preoccupa però la Santa Sede e ha portato il Papa a parlare più di una volta di emorragia di sacerdoti. A trattare l'argomento sono i colleghi di Repubblica Palermo. I seminaristi si sono così ridotti del 30% in 10 anni, di oltre il 60% rispetto a 50 anni fa. La crisi delle vocazioni è fortissima, i giovani che frequentano le parrocchie sono sempre meno. È in questo quadro drammatico che la Chiesa si ripensa, si mette probabilmente in gioco, prova ad anticipare i tempi. Accoglie le novità e cerca di sopperire a quelle carenze di preti ormai divenute incontenibili. A Piano Zucchi, tra le querce del Parco delle Madonie, c'è una parrocchia affidata a un gruppo di famiglie. È il primo e al momento unico caso nella regione siciliana. Altri se ne stanno avviando pian piano nel paese. Si tratta di 20 coppie di sposi laici appartenenti all'ufficio della pastorale familiare diocesana, i cui responsabili sono i coniugi Toti e Rita Sireci. Lo ha deciso il vescovo di Cefalù, Monsignor Giuseppe Marciante, della cui diocesi la Chiesa fa parte. Lo prevede del resto il codice di diritto canonico. Ad affiancare laici c'è però Don Paolo Cassaniti, giovane prete di 38 anni, originario di Petralia Soprana. A lui il compito di garantire sacramenti e le celebrazioni eucaristiche, mentre le famiglie si occupano delle attività formative e dei corsi rivolti ai fedeli. È sbagliato pensare che il prete sia il comandante della nave, dice Don Paolo Cassaniti. Nella nostra parrocchia c'è una corresponsabilità tra sacerdote e sposi laici. Puntiamo pertanto sulla funzione centrale delle famiglie in Chiesa e più in generale nella società, come già diceva Aristotele, né la politica. La domenica la messa viene celebrata all'aperto quando fa bel tempo, poi si condivide il cibo, ognuno porta qualcosa. La chiesa prima era frequentata da pochi villeggianti, aggiunge Don Paolo. Ultimamente ci sono state invece domeniche in cui sono arrivate 300 persone da tutta l'isola. Questo primo esperimento siciliano è un rimedio contro il clericalismo. Non possiamo più essere solo noi preti a nutrire i fedeli con la parola di Dio. È anche una necessità in un periodo in cui il crollo delle vocazioni si sente come, perché è vero, ad oggi l'isola regge con 2078 sacerdoti diocesani e 1732 parrocchie, ma l'ultimo report dà solo 171 seminaristi in tutta la regione. Con i dati attuali ci abbiamo verso una chiesa senza preti. Dice così Don Silvio Sgro, rettore del seminario arcivescovile di Palermo, che accoglie anche seminaristi delle diocesi di Mazara del Vallo, Piana degli Albanesi, Trapani e Ragusa. Attualmente abbiamo 30 ragazzi, 10 anni fa erano il doppio. L'inverno demografico, un minore coinvolgimento delle famiglie e dei giovani in parrocchia, l'incertezza diffusa fra i ragazzi su ciò che si vuole effettivamente fare. Le cause della crisi sono tante, ma la colpa è anche nostra, aggiunge Don Silvio Sgro. La Chiesa dovrebbe sentire maggiormente questa responsabilità e accompagnare i giovani nella fase del discernimento. I ragazzi di oggi sono confusi, insicuri, spaventati. Prima si entrava in seminario a 18 anni, adesso a 29. Il fatto che arrivino persone più mature non è però un male, la scelta è più consapevole. A un certo punto mi sono reso conto che non era la mia strada, racconta invece Carmelo Terrasi, 24 anni, che oggi lavora come cameriere. Avevo uno tsunami dentro, una mattina ho avuto chiaro che dovevo tornare a casa. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. A Porto Empedocle i poliziotti del locale commissariato Frontiera hanno arrestato un 24enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a seguito di perquisizione personale e domiciliare all'interno di un magazzino di sua pertinenza nei pressi della sua abitazione. È stato sorpreso in possesso di circa 20 grammi di cocaina, nonché di un bilancino, un cutter e un cucchiaio intrisi della stessa sostanza, 25 euro e un tirapugni. Come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato ristretto ai domiciliari.
Un uomo di origine magrebina con diversi precedenti penali per furto è stato sorpreso all'interno di un negozio gestito da cinesi lungo via Regina Elena a Canicattì. A fare la scoperta sono stati gli uomini della vigilanza notturna che solitamente perlustrano i negozi in via precauzionale. Hanno notato un foro evidente nella vetrata dell'esercizio commerciale e hanno avvisato i carabinieri. Giunti sul posto hanno trovato l'uomo che dormiva nei pressi del reparto dei vestiti, una dinamica che appare ancora poco chiara e che necessita di ulteriori approfondimenti. Siamo a Pomigliano d'Arco, Napoli, città che addita a sé una grave realtà, un retaggio culturale plasmato non di certo su sani e lodevoli valori, ma senza generalizzare, che sia chiaro. L'istantanea che vi sottoponiamo è quella che per un certo numero di ragazzi, tutti liceali, l'omertà non è da condannare, anzi, i boss sarebbero entità ai quali portare un certo rispetto. A dirlo non sono i figli di qualche mafioso, ma degli studenti del liceo Salvatore Cantone, una scuola al centro della città frequentata da ragazzi che provengono da famiglie benestanti e non. Una realtà dove lo spaccio di droga è dietro l'angolo. Giovanni Russo, consigliere comunale preside nei giorni scorsi, anziché nascondere dati emersi da un questionario proposto a 714 alunni, li ha invece pubblicati prendendo atto delle risposte dei ragazzi. La fotografia che emerge dal sondaggio eseguito non è certamente entusiasmante. Alla domanda l'omertà e la paura di esporsi e denunciare un'azione illegale di cui si ha conoscenza credi sia da condannare? Il 37,5% ha detto no e il 30% ha saputo solo divincolarsi dalla domanda. A dire sì è stato il 32,5%. Ho percezione, dice Russo, che ogni mattina alle 7 è già a scuola per fare la ronda contro gli spacciatori, che i ragazzi temono di denunciare poiché si sentirebbero da soli. Si spiega in questo modo la diagnosi emersa dal quesito. Noi dobbiamo condizionare i ragazzi in positivo, abituarli al rispetto della norma anche nel piccolo, anche nella vita quotidiana. Parole che si sposano bene con la risposta alla domanda come combattere l'omertà, alla quale giovani liceali hanno detto nel 33,9% dei casi con una lettera anonima. Il 10,4% si è rassegnato a un non credo si possa sconfiggere, mentre solo il 25,9% si esporrebbe in prima persona. A lasciare perplessi i professori è anche un altro aspetto. Secondo il 20,9% dei ragazzi intervistati un boss è comunque una persona degna di rispetto, un dato che se si unisce al 30% che ha deciso di non prendere posizione supera il 49,2% di quelli che non ne vogliono sapere di avere riguardo nei confronti di un criminale. Questi dati, sottolinea ancora Giovanni Russo, non sono una sorpresa, certo non mi entusiasmano e ci invitano a lavorare ancora di più con i ragazzi sul tema dell'educazione e della legalità, ma so che spesso nel nostro contesto c'è una idealizzazione del boss dovuta anche a certi messaggi televisivi che passano da produzioni come Gomorra. Il capo del liceo ci tiene a far osservare che anziché mettere nel cassetto questi numeri ha preferito pubblicarli perché l'intera comunità educante potesse comprendere e capire. Il 46,1% degli studenti dice che a scuola si parla poco di mafia e di lotta alla criminalità. Noi non ci arrendiamo, ripartiamo proprio da qui per proporre ai nostri studenti, rimarca ancora Russo, incontri con testimoni come padre Maurizio Patriciello che verranno in classe a parlare. Un dato positivo comunque esce in occasione del 30° anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Significativo: per il 78,8% degli intervistati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino rappresentano una figura di riferimento, a dire no è solo l'1%. Siamo adesso allo sport calcio, tutto pronto al Barbera di Palermo per la partita tra la nazionale italiana e quella macedone, valida per accedere alla finale dei playoff ed essere un po' più vicini ai mondiali in Qatar 2022. Vediamo. È una grande risposta, non poteva essere diversamente, sono
ero convinto prima e quindi non c'erano dubbi, la Sicilia ha risposto alla grande, Palermo, la città di Palermo ha risposto alla grande, ma ci sono presenze e prenotazioni che arrivano da tutta l'Italia e non c'è dubbio, il richiamo della maglia azzurra è fortissimo e sentitissimo, sarà una grande partita con una grande presenza della Sicilia. Come ho detto sempre, la Sicilia e Palermo devono dare una spinta a questa nazionale verso il mondiale. La spinta decisiva serve a fare morale, serve ad andare ad affrontare le altre due squadre nella condizione migliore. Il Barbera si è rifatto il look per l'occasione. Si è rifatto il look ed ci voleva pure e noi per questo, per tutto quello che è stato messo in atto, per gli sforzi che sono stati fatti, per l'impegno della federazione, io ringrazio ancora una volta il presidente Gravina, lo ringrazio per averci dato questa opportunità, lo ringrazio per aver portato la nazionale a Palermo e sono certo che lui sarà soddisfatto da questa risposta che i palermitani, che i siciliani daranno alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Il tutto esaurito è anche sinonimo di voglia di calcio in Sicilia, Palermo, Messina, Catania non stanno insomma raggiungendo i livelli che hanno magari raggiunto negli anni addietro, quindi arriva la nazionale e questo è sicuramente è un parallelismo con la voglia di calcio che c'è proprio nell'isola. Sì, non c'è dubbio, c'è grande voglia di calcio e questo è tranquillizzante da un certo punto di vista, nel senso che la presenza della nazionale è sempre anche motivo promozionale, motivo di emulazione, e un grande risultato può essere utile a tutto il sistema. Io penso che dobbiamo avere pazienza perché a Palermo, Catania, anche a Messina si stanno, come dire, migliorando le condizioni societarie e quindi io sono fiducioso, credo che al più presto le realtà siciliane possano raggiungere quei livelli ai quali oramai eravamo abituati e ai quali non vogliamo rinunciare. Abbiamo bisogno di grande calcio, perché se c'è il grande calcio anche l'attività dilettantistica viene trainata, viene come dire fortificata, quindi che ben vengano questi eventi. Noi siamo sempre disponibili, siamo sempre a disposizione della federazione per fare il nostro dovere, per fare quello che è giusto che venga fatto. Per chiudere, Presidente, Italia-Macedonia è una partita complicata, però la grande spinta del pubblico potrebbe insomma agevolare gli azzurri a trovare la vittoria. In queste gare lei ne ha viste tante e soprattutto è un grande esperto di calcio. Come si vince una partita del genere? Si vince con il cuore, si vince con la determinazione, si vince con un assetto tecnico che sicuramente è di primo ordine. E io sono convinto che la spinta del pubblico sarà decisiva. Ormai non ci sono più partite facili, le partite sono tutte complicate, sono tutte difficili. Questa ha la difficoltà che c'è un solo risultato: dobbiamo vincere, dobbiamo andare avanti e io sono certo che vinceremo, che la spinta del pubblico sarà decisiva e ci darà la forza per superare poi la Turchia o il Portogallo, non so, comunque sia, qualunque sia l'avversario, sarà una partita difficile, ma noi abbiamo le carte in regola per potercela fare e sicuramente faremo di tutto per farcela, non vogliamo rinunciare ai mondiali. 1-1 nel derby tra Akragas Calcio e il Canicattì. Biancazzurri, pur con un giocatore in meno al 18° minuto, sono riusciti a tenere testa alla capolista del campionato di eccellenza. Carmelo Lentini. Quella tra Canicattì ed Akragas è stata sicuramente una grande prova di forza tra due squadre che, per quello che hanno fatto vedere in campo, meritano entrambe le attuali posizioni di classifica generale. Un pari equo alla fine che sulla carta dovrebbe accontentare e che le proietta verso i rispettivi traguardi. A Canicattì mancano adesso appena 4 punti da conquistare in 5 giornate, compreso il recupero, e poi potrà brindare alla sospirata D che torna dopo anni di purgatorio. Riavvolgendo il nastro della sfida, va subito detto che la gara inizia in velocità con il Canicattì che cerca di prendere le redini dell'incontro e l'Akragas Sornionio che agisce con ripartenze molto efficaci e pericolose. Dopo un paio di conclusioni per parte, ecco al 27° arrivare il gol del vantaggio akragantino.
L'azione parte sulla destra con Tuniz, il quale indirizza verso l'area biancorossa un preciso assist che scavalca una selva di calciatori e trova Pavisic pronto a insaccare a porta vuota. Un gol che fa esplodere l'entusiasmo degli ospiti, ma tutta la gioia ha i minuti contati. Infatti il Canicattì al 32esimo, a conclusione di un pressing insistente, trova il pari con l'ex Garufo, che sfrutta un perfetto assist di Iraci. Stabilita la parità, la gara si fa sempre più spigolosa e al 40esimo un'entrata dura di Strano costringe l'arbitro a tirare fuori un secondo giallo e quindi il rosso. L'Akragas in inferiorità numerica si ricompone ma deve cambiare atteggiamento. Ma è la compagine biancorossa a rendersi pericolosa con Iraci anticipato dall'uscita di Arusha. Al rientro in campo il Canicattì, forte della superiorità numerica, tiene in costante pressione la retroguardia cragantina che si oppone con generosità. Le squadre si allungano, la ripartenza dell'Akragas sono sempre pericolose e con Tuniz sfiora il raddoppio. Occasione anche per il Canicattì che di testa con Raimondi manca sotto porta la rete della vittoria. Alla fine il pari rispecchia l'andamento della gara, intanto domenica prossima 27 marzo nuovamente in campo per la 27esima giornata, con l'Akragas che riceve la Mazzarese e il Canicattì che sarà di Scenadenna. Per quanto riguarda gli altri incontri, imprevisto stop casalingo della Pro Favara che subisce un netto 0-3 dal Mazzara. Ora la classifica incompleta per via dei rinvii di Castellammare Nissa, Episimerienna e Monreale Marsala fa un balzo in avanti la sola Mazzarese che ha superato la Parmonval in una gara ricca di gol, 4-2 il risultato finale. Per la Mazzarese doppiette di Seccan e Priola, per i palermitani autogol di Modù e rete di testa. Netto 3-0 dello Sciacca a spese del fanalino Nicola Cus-Palermo, in gol Idoiaga e doppietta di Peppe Sant'Angelo. Senza alcun problema il Marineo passa 1-4 sul campo del Casteltermini con i gol di Colley, Azzara, Senyong e Procida. Una gran bella Akragas esce a testa altissima al confronto contro il Canicattì, finisce 1-1. Che giudizio dai a questo pareggio? Abbiamo fatto una buona prestazione contro la prima della classe, che anche oggi ha dimostrato di valere il primo posto in classifica. Peccato per l'episodio pareggio ed espulsione, quindi poi magari la partita ha cambiato tema, quindi avrei voluto giocarla in parità numerica fino alla fine, però ci prendiamo il punto che qui a Canicattì è sempre un punto ben accetto, continuiamo a lavorare come stiamo facendo in questa maniera. Adesso ci aspettano le ultime partite e saranno tutte difficili. Possiamo parlare di pareggio giusto? Sì, credo che l'Akragas non abbia rubato nulla, anche per il fatto di essere stati in inferiorità numerica dal 38esimo del primo tempo, quindi i ragazzi hanno fatto una prestazione eccellente. In alcuni tratti della gara nemmeno si notava l'inferiorità numerica, chiaramente abbiamo dovuto concedere per forza il possesso palla agli avversari, però onestamente non ricordo parate eclatanti del mio portiere, anzi forse qualche occasione prima del loro pareggio l'abbiamo avuta. Adesso la sfida contro la Mazzarese, un'altra grande del campionato, domenica all'Esseneto. Sì, una sfida importante perché è una sfida contro una diretta avversaria, una delle rose più importanti del campionato, se non la terza per medialità, quindi sappiamo di affrontare un altro avversario particolare, un avversario che fuori casa è molto incisivo, e quindi ci prepareremo tra domani e dopodomani per affrontare questa partita domenica. Quanto sei orgoglioso dei tuoi ragazzi? Tanto perché onestamente mi supportano perché è un lavoro certosino che facciamo durante la settimana che ci permette chiaramente di migliorare e di velocizzare il processo di crescita che i ragazzi devono fare prima di affrontare delle partite che poi ci possono consentire di raggiungere un obiettivo importante. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.